Rieccoci con la seconda parte del Sindaco Risponde. Stiamo parlando di mobilità, siamo partiti dal commercio per parlare poi di mobilità e di viabilità a Padova. Lo stiamo facendo appunto con il sindaco della città Sergio Giordani. Dicevamo, sindaco, prima di andare in pubblicità, che in questi giorni insomma, avete predisposto delle scontistiche per l'utilizzo di biciclette e monopattini in sharing per chi è abbonato al trasporto pubblico locale, quindi autobus e tram. Vediamo il servizio, così diamo anche questa informazione ai cittadini, perché insomma è una buona modalità. Vediamo il servizio, però poi sindaco vorrei affrontare con lei il tema legato a Bus Italia, la situazione di Bus Italia, che è la partecipata che gestisce il trasporto pubblico a Padova. Vediamo il servizio. È rivolta ai maggiorenni con abbonamento mensile, trimestrale o annuale del trasporto pubblico urbano la nuova iniziativa di Bus Italia Veneto, che mira a promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico. Gli abbonati Bus Italia possono usufruire di importanti sconti per l'utilizzo di monopattini DOT e di biciclette Ride Movie, operatori entrambi che offrono un servizio pubblico in sharing mobility. Registrandosi sulle piattaforme digitali DOT o Ride Movie e inserendo il codice dell'abbonamento Bus Italia Veneto si potranno ottenere voucher mensili del valore di 10 euro, e questo per ogni mese di validità dell'abbonamento al trasporto pubblico locale. Nello specifico, DOT mette a disposizione viaggi gratuiti fino a 7 corse, della durata di 20 minuti ciascuna, ogni mese. Ride Movie offre invece sconti sul pacchetto Movie Prime, che costerà 2,99 euro anziché 14,99 €. Questo dovrebbe incentivare e agevolare, ci avviciniamo anche nel periodo primaverile estivo, quindi anche l'utilizzo di questi monopattini che devono integrare logicamente dal nostro punto di vista anche il servizio del trasporto pubblico, proprio per una sostenibilità ambientale a cui noi tendiamo sempre di più. Stiamo facendo molti investimenti anche sul lato degli autobus, che sono di ultima generazione, la maggior parte che abbiamo acquisito nell'ultimo periodo sono degli elettrici, ne arriveranno ulteriori da qui a prima dell'estate. L'iniziativa, valida fino al 30 giugno 2025 o comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili, è finanziata con circa 270.000 euro, risorse del Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale, assegnate alla Regione Veneto. Insomma, è importante per tutti coloro che ne volessero usufruire, sappiate che c'è questa possibilità. Sta di fatto, sindaco, che almeno a vedere i dati relativi al 2023, il trasporto pubblico locale a Padova finalmente ricomincia a respirare. Questa però è un'iniziativa molto importante relativamente alla mobilità, la cosiddetta mobilità dolce, su cui puntiamo molto anche in collaborazione con Bus Italia. Per cui sia Aragona sia Randera Aragona che Gino Colella facciamo un bel lavoro in questo senso. Se c'è pieni monopattini, biciclette muscolari, servo-assistite, ma se non avessimo, io so che in tanti ragazzi non si comportano perfettamente, non solo i ragazzi, anche gli adulti, però va dato da sé che senza queste soluzioni saremo veramente in guai. Ricordo che abbiamo una marea di studenti, sia medie superiori e universitari, per cui va da sé che devono usare questi mezzi. Poi Bus Italia sta migliorando molto la situazione, merito della Regione, dello Stato, della provincia e del Comune, che hanno dato risorse, per cui hanno invitato che Bus Italia andasse nei guai finanziari, per cui si sta risollevando, sia sotto l'aspetto finanziario che organizzativo. Deve essere ancora firmata l'addendum, sarebbe la parte nuova dell'accordo dopo aver fatto la gara, in cui sono state precisate e tolte delle cose e date delle altre, sarà penso fatta la prossima settimana, a breve, in modo tale che Bus Italia possa lavorare con più tranquillità. C'è un ottimo rapporto di collaborazione sia per quanto riguarda la provincia che per quanto riguarda il Comune. Ricordo che è gestita da enti di governo, enti di governo media 50% provincia, 50% Comune. E c'è piena collaborazione, devo dire anche qua, bravo Andrea Aragona, bravo Vincenzo Quattardo, sono i due che si occupano di queste cose, c'è piena collaborazione. Abbiamo avuto momenti difficili, dopo il Covid stava fallendo Bus Italia, per cui grazie alle risorse, grazie alla collaborazione dell'ente di governo abbiamo risolto il problema. Adesso non è perfetto, assolutamente, si può migliorare, però i costi sono aumentati, va da sé che bisogna trovare sistemi perché
tutto venga integrato. Quando partiranno altre 2 linee di tram sarà un'altra rivoluzione, perché vuol dire togliere autobus, perché autobus, e inserire quelli elettrici e cambiare il mondo del trasporto pubblico. Non c'è soluzione, il trasporto pubblico non è ideologia, non c'è soluzione, è per forza il trasporto pubblico che andrà a sostituire l'auto in centro, ovviamente, non c'è alternativa. Biciclette, trasporto pubblico, monopattini, piedi, fa benissimo andare a piedi, tra parentesi, ma è così. Però se i cittadini vanno a piedi non prendono l'abbonamento all'autobus, no, sto scherzando. Sì. Però le do qualche numero. Nel 2023 Bus Italia ha fatto registrare 40 milioni di passeggeri. Nel pre-Covid erano 46 milioni nel 2019. Ricordiamo che negli anni scorsi siamo scesi fino a 20-25 milioni. Quindi insomma questo significa che la gente, anche perché negli ultimi tempi si è ritornato alla normalità, sta ricominciando ad usufruire del trasporto pubblico. C'è un problema però legato agli autisti ancora, perché spesso lamentano carenze di organico, turni abbastanza dispendiosi, massacranti, però ne arriveranno, almeno l'amministratore delegato di Bus Italia ha detto che ne arriveranno una 60. 30 andranno in pensione a breve, però anche con le academy, insomma, che sta facendo Bus Italia, l'obiettivo è arrivare a una 60 di assunzioni. È vero che è un lavoro difficile, impegnativo, grossa responsabilità, forse non pagato in maniera eccezionale, però si rifanno all'accordo delle Ferrovie dello Stato. È stata una botta tremenda per il Covid, cioè, la gente non si arriva più perché è paura del Covid. Sta man mano incrementando, loro stanno gestendo abbastanza bene la cosa, ogni tanto salta qualche corsa, specialmente extraurbana, ma solo perché manca il manager autista, però un po' alla volta tramite academy, tramite assunzioni, stanno veramente impegnandosi. Non c'è una città in cui il trasporto pubblico va bene. Padova sta andando abbastanza bene, devo dire. Le proteste che dicevo fino a qualche mese fa stanno attenuando, proprio perché stanno lavorando bene in sinergia con provincia, comune, tutti i comuni con Termini. Purtroppo il trasporto pubblico ha una difficoltà, no, costa. Non è che il biglietto va a sanare il costo, se non c'è l'intervento dello Stato, perché la regione dà soldi dello Stato. Chiaro? È impossibile, costa moltissimi soldi, come non si potrebbe fare il tram se ci fosse aiuto dello Stato, sono tutte risorse PNR. Siamo quasi in chiusura, Sindaco, però cambiamo argomento per questi ultimi minuti, perché in settimana è arrivato l'annuncio di una ex consigliera di opposizione a Palazzo Moroni, Wanda Pellizzari, che insomma, dopo una decina d'anni ha annunciato le sue dimissioni dalla Lega. Ovviamente non è insomma, il suo partito, non è il suo spettro politico, però Wanda la conosce bene. Non ho partito, ricordo. Sì, però non è magari lo spettro della sua maggioranza in Consiglio Comunale, diciamo così. Però, insomma, lei Wanda la conosce bene, avete passato un mandato in cui lei è stato sindaco con Wanda Pellizzari in Consiglio Comunale in opposizione. Ecco, insomma, cosa si sente di dire? Non entro in termini politici, non sono affari miei, però io sono molto affezionato a lei, perché lei è una che si impegna e ogni volta passa per centro, vede tutti i difetti, i problemi, me li porta, me li dice, me li telefona. Sono molto affezionato a lei, è una bella e brava persona. Ho fatto una scelta, ovviamente che non entro in merito, però a me dispiace, mi è dispiaciuto moltissimo il secondo mandato quando sono stato eletto, ero convinto fosse eletto, invece non ho avuto il consenso che meritava, per cui tanto che sia Lega o non Lega l'avevo sempre in considerazione. Sì, e credo che continuerà anche a mandarle sicuramente tutte le segnalazioni. Sicuramente sì. Le piace avere un'opposizione più costruttiva o le piace invece un'opposizione magari anche con cui scontrarsi? Perché lo scontro, inteso ovviamente nel senso positivo del termine, perché lo scontro è importante per la crescita di una città. Io penso che l'opposizione deve essere consapevole di quello che fa. Io ogni tanto li prendo in giro, dico state più tranquilli. Giustamente dicono guarda che se non ci fosse l'opposizione sarebbe grave, ammetto. Per cui tutto rispetto dell'opposizione,
spesso e volentieri costruiscono anche demolire, per cui vanno a far sì che certe cose vengano messe in evidenza, per cui sono molto grato all'opposizione in tutti i sensi, perché sono fattivi, nel senso tirano fuori i problemi. Al di là ogni tanto uno fa politica, sono elezioni, per cui ognuno fa il suo cinema, ma lo fanno tutti, per cui non è maggioranza o minoranza. Però devo dire che in questi anni io ho passato dei periodi in cui ho apprezzato l'opposizione per il lavoro che fa. Sarebbe grave non averla, molto grave. Beh, vuol dire qualcos'altro. Ogni tanto scherzo con loro, dico, ma tanto dicevo io, allora mi prendo in giro, ma perché non è vero, dicevo io, non c'è niente. Però insomma credo anche che avere un'opposizione attiva sia importante anche in un'ottica di crescita della città, di confronto. Credo che magari su alcune cose vi diano anche degli spunti interessanti. Assolutamente sì. Nessuno è perfetto, per cui ogni tanto tiro fuori dei problemi che sono reali, per cui vanno gestiti, ma uno dice non hai ragione, però lo facciamo. Però poi l'opposizione vi contesta sempre che non li ascoltate mai. Quindi allora magari ovvio, dicono noi ci proviamo a essere costruttivi, ma se l'amministrazione non ci ascolta, come si fa? Però in questo senso è bizzarra la faccenda. Allora, spesso volentieri tipo noi rifiuti, porta a porta, e il sindaco non ci ascolta. No, non è che non vi ascolto, io ascolto, non faccio quello che volete, sono due cose molto diverse. È un po' sottile, ma effettivamente c'è una certa differenza. Molto diverso. Però insomma appunto credo che sia soddisfatto. Io ascolto tutti, mi prendo appunti, scrivo, rispondo, prendo il telefono, rispondo, cerco di essere più nei limiti del mio possibile e le mie capacità, più vicino alla gente possibile. Perché è importante? Perché mi prendo in giro, ogni tanto dico ho le delega alle sagre. Per me piace andare alle sagre per sentire le persone, i problemi. Spesso e volentieri sono problemi che uno il piccolo problema di una persona può diventare un grande problema se non interpretato in maniera corretta e giusta, per cui va fatto questa cosa, va fatto, perché non siamo perfetti assolutamente, c'è da migliorare moltissimo, si può fare moltissimo, però si fa solo se c'è la collaborazione di tutta la città, di tutte le forze politiche e sociali. Padova, come tutti diciamo, è un grande puzzle, ognuno deve mettere sulla testa nel posto giusto, se no non funziona. E poi lei deve comporre il puzzle. No, io non compongo niente, io collaboro con tutti perché sia fatto un bel puzzle. Va bene, Sindaco, siamo giunti al termine di questa puntata del Sindaco Risponde, grazie di essere stato nei nostri studi anche in questa puntata. Ovviamente con il Sindaco Risponde l'appuntamento è per martedì della prossima settimana alle 19, sempre qui su TV7 Triveneta. Voi rimanete però in compagnia dei nostri programmi. Oggi giornata all'insegna del grande calcio, alle 16 tornano Francesco Cocchiglia e i suoi ospiti, torna Tutti in Campo per seguire in diretta la sfida di Serie C tra la Gian Erminio e il Padova, poi a seguire linea ai colleghi di Diretta Studio per la Serie A. A tutti voi l'augurio di una buona giornata, arrivederci.